Allora, continua il nostro percorso alla ricerca di eccellenze vitivinicole e ritorniamo a parlare di Valpolicella. Prima avevamo visto una cantina allo stesso della Valpolicella, adesso siamo con Falezze e sono in compagnia di... Luca Anselmi, titolare. Ecco, Luca, ma io prima ti ho fatto una domanda da $1 milione. Sì. Perché scegliere il vostro Amarone e il vostro Valpolicella? Perché tu mi dicevi siamo una realtà di nicchia. Piccola nicchia e facciamo solo 15.000 bottiglie e all'interno di questa produzione abbiamo un progetto unico al mondo che si chiama Progetto Cavalli, che per la prima volta una cantina ha realizzato 1.000 bottiglie di riserva con 1.000 etichette diverse. Questo è bello, ecco, questa è una bella ragione. Progetto Cavalli, 1.000 bottiglie con 1.000 etichette diverse. Dal punto di vista grafico immagino, no? Sì, disegnate da mio suocero che nel 2010 è stato premiato secondo il Louvre di Parigi come uno dei migliori artisti secondo il Louvre di Parigi. Questa è un'ottima ragione per andarli a trovare perché direi che è unica, no? Sì, oltretutto è anche il vino è buono. Abbiamo fatto un lavoro, ho fatto io un lavoro di nicchia, lavorato sulla vinificazione di uve Usaletta, Curvinone, Curvina e Rondinella. Principalmente c'è una buona concentrazione di Usaletta che Poi, rende unico il riserva. poi vedo qui un riconoscimento, Bioagriturismo Falezze, Sì, perché voi date anche un'offerta sì, quindi sì, ricettiva. sì, siamo biologici dal 2021 e dall'anno scorso abbiamo realizzato all'interno del fruttaio questo agriturismo in cui abbiamo avuto l'autorizzazione dalla regione Veneto per chiamarsi bioagriturismo. Che è una cosa abbastanza rara, direi, che determina anche una qualità Qualità e diversa. anche una prospettiva insomma diversa rispetto. Bene, allora io direi a questo punto di andarli a trovare. Voi sicuramente potrete come turisti andare a vedere una zona stupenda. Ci troviamo tra Soave e Verona, Sì, giusto? Vallata di Mezzane. Vallata di Mezzane, ma anche noi, io e Dumi, verremo a trovarvi. Madonna, siete benvenuti. Bene, grazie ancora. Grazie a voi.